siamo pronti, partiamo con la prima camminata di questa domenica, una camminata che definirei celeste per alcuni versi, guardate. Il Cammino Celeste è lungo 220 km, ha una sua particolarità, soprattutto lungo il suo territorio. Parte dal mare e poi fa la pianura orientale friulana, le colline del Collio, i boschi a confine con la Slovenia, per giungere alle alte cime delle Alpi Giulie fino sul Monte Lussari, dove è situato il santuario e meta del nostro cammino. Bisogna partire dall'isola di Barbana in vaporetto e arrivando poi alla meta si può scendere in ovovia. Cammino Celeste perché? Perché ricorda il manto della Madonna. Questo cammino prevede il passaggio attraverso 5 santuari. Questa è la partenza della tappa numero 1 dalla Basilica di Aquileia. Per me ogni cammino verso un luogo di fede, verso un luogo di devozione è un regalo straordinario che la vita mi offre. E ogni mio passo vuole essere un grazie al nostro Creatore, un grazie che abbraccia tutto il creato. E durante questo cammino ricordo anche le persone a cui ho voluto bene e che ora non ci sono più. E mi sembra di averle quasi accanto. Siamo giunti sul Collio Friulano, alle mie spalle abbiamo la chiesetta di San Giacomo, una delle tantissime chiesette presenti lungo tutto il Cammino Celeste, e da qui proseguiremo per raggiungere la meta del Monte Lussari, dove è situato il santuario dedicato alla Madonna. Beh, lo abbiamo ascoltato, ogni passo è un modo per dire grazie, ma camminare anche un po' a pregare, perlomeno nell'esperienza delle persone che abbiamo appena ascoltato.